Sarà un momento di intense emozioni e commozione il premio voluto dalla Società Dante Alighieri, presieduta da Enza Ierne e dedicato ad Enzo Alessi, quest'anno visto come uomo di teatro. L'iniziativa è in programma mercoledì con inizio alle ore 16 a Casa San Filippo, sede del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi. A ricevere il premio Enzo Alessi, l'attore Gaetano Aronica, il regista Giovanni Volpe, il fotografo Angelo Pitrone, l'associazione bandistica intercomunale Vincenzo Bellini di Agrigento per la categoria musica e per l'arte della moda Nando Patermo. Una vita, quella dell'artista letterato, spesa a 360 gradi per la cura e la diffusione della cultura a tutti i livelli. Un lavoro minuzioso sostenuto dalla moglie Tonina Rampello, anche lei raffinata e intellettuale, che dalle sue pagine Facebook invita tutti a partecipare tracciando un profilo dello stesso che lo definisce con queste parole. Cos'era il teatro per Enzo Alessi? Era la vita. Si sentiva a suo agio solo quando calcava le scene e respirava la polvere dei teatri di tutto il territorio nazionale ed oltre. Con Enzo, dice, ho vissuto 57 anni di compagnie teatrali, prove estenuanti, pianti, risate, di mangiate, debiti per allestire gli spettacoli. Ma alla fine aveva ragione, perché quando entravamo in scena gli applausi ripagavano tutti i sacrifici fatti. Enzo Alessi ha avuto insigni maestri, fratelli Taviani, Andrea Camilleri, Ruggero Jacobi, Bianca Toccafondi, Pino Passalacqua. Da loro ha appreso il mestiere di attore e regista. I suoi spettacoli erano gioielli e venivano spesso premiati da tutti i festival nazionali. Enzo continua, ripeteva spesso, per il teatro non servono grandi scenografie, ma un uso intelligente del corpo, del gesto, della voce, ma anche se con pochi mezzi e tanta verità interpretativa il teatro racconta il mondo. Il teatro è pura magia, ma è anche spazio politico umano, essenziale, sottolinea Tonina Rampello citando Dario Fo, luogo dove le voci più fragili trovano casa. Il teatro mette in scena pensieri, emozioni, parole e storie, ma soprattutto amore, conclude. Appuntamento dunque a mercoledì alle ore 16 a Casa San Filippo.